a urlare. 79 centesimi di vantaggio per lui su Sicora, ma soprattutto 36 da recuperare su Mario Reiter, un Alberto che sparerà al massimo senza dubbio, senza discussioni, su uno slalom certamente non facile, che sembra tenere un po' di più rispetto alla prima prova, più angolato, è partito molto deciso Alberto. Forza Albertone, via, sta attaccando alla grande. Ribadisco però quanto è difficile prendere il ritmo giusto in questo slalom. Secondo me lo vedremo andare forte soprattutto nella seconda parte, anche se già adesso potrebbe avere anche incrementato su Sicora. Vediamo un po', 67, ha perso qualcosina, ma è perfettamente in gara. Mamma mia che rischio, lì si era inclinato pericolosissimamente, è riuscito comunque a salvarsi. Adesso vediamolo qua, è uno slalom difficile, molto difficile da interpretare. Via Alberto, deve scappare via presto, vediamo se riesce a avvantaggiarsi ora in questa tripla. E adesso buono, è buono. Ora deve mollare qui e rischiare tutto nell'ultimissima porta, quella che vi ho segnalato in precedenza. Lo fa, rischia in un modo pazzesco, tocca probabilmente addirittura il palo con la punta dello sci alla terzultima porta. Magari poi lo rivedremo, incredibile, un rischio pazzesco, si porta al comando. Al cancelletto di partenza, uno Jaghe che ha un centesimo di vantaggio su Alberto e 35 di ritardo su Mario Reiter. Dicevo, Alberto non sembrava abbastanza sereno, ma indubbiamente non soddisfattissimo di questa manche, una manche nella quale è venuto fuori un Sicora davvero prodigioso. Jaghe ne ha fatte un po' di tutti i colori nelle prime tre porte, non dovrebbe essere uno slalom adattissimo alle sue caratteristiche, vediamo un po' però. È in ritardo di mezzo secondo su Alberto, e anche dopo l'intermedio ha questa tendenza a volte a magari arrivare anche troppo in anticipo sul palo e andare poi a mettersi di traverso nella seconda parte della curva. Buono qui, sta sciando bene, molto bene in questa seconda parte Jaghe. Qui però un altro errore, non credo proprio che 41,05 sia un tempo per lui fattibile, infatti con 41,97 Jaghe è addirittura quarto e fra 5 secondi il Micotone, una manche fantastica, e quindi sia così sia Reiter possono farcela a batterlo, ma devono andare molto forte, perché comunque la manche di Alberto è stata buona. Vediamo un po' un Jure che non è al 100% della forma per la botta che ha preso ieri, per il piccolo stiramento alla coscia che ha avuto ieri in gigante. Un Jure che stava andando veramente in modo splendido in slalom sino a questo momento, abbastanza accorto nelle prime porte, adesso sta prendendo di nuovo un gran ritmo con questa sua centralità veramente fantastica. Andiamolo un po' in azione, e adesso sta facendo delle grandi linee, ma è in ritardo di 17 centesimi nei confronti di Alberto. Va detto però che è un ritardo, ho visto uno che gli segnalava chissà che, non lo so, un allenatore della squadra slovena gli faceva dei gesti mentre lui scendeva incredibili. Dicevo, secondo me ha perso tutto nelle prime 5 porte, dopo ha sciato bene, quindi attenzione qui, li ha tenuto un po', arriveranno molto vicini, molto vicini. 6, 37, 38, 39, 40, 41 e dietro. Con 41,45 è secondo Jure, secondo Kojir con 40 centesimi di ritardo rispetto ad Alberto, e adesso è grossa su di sé. Jure e Kojir, Alberto Tomba si abbracciano, sono due grandi amici, lo dimostrano in ogni occasione, ed ecco lo Super Mario che ha dimostrato l'anno scorso a Furano, quando ha vinto il gigante, stato secondo slalom, di essere uno abbastanza freddo. Quest'anno fino adesso non è che era andato un granché bene, con un quinto, un sesto e un nono posto, ma nella prima manche è stato splendido. Vediamolo un po' ora, non ha un compito facile, ma è un compito possibile. Vediamo un po'. Partito Reiter, ricordo primo Alberto, secondo Kojir, terzo Sicora, autore di una grande manche. La terza porta, subito un problemino per Mario Reiter che ha 36 centesimi di vantaggio su Tomba. Vediamo un po', sta sciando, ma non è facile. Andiamolo qui, buono, abbastanza buono, e ha già perso però, gli sono rimasti 3 centesimi da amministrare. Mamma mia che gara, 3 centesimi da amministrare, non sarà facile per Mario Reiter riuscirci. Qui sta sciando bene, diventeranno decisive quelle ultime porte. Ha sciato bene, molto vicini, mamma mia come arrivano vicini. Un piccolo errore per Mario Reiter. Alberto si gira ancora, ultime porte, 39, 40 e dietro.
per un niente, ma Mario Reiter finisce dietro, un Alberto Tomba assolutamente impassibile. Incredibile, vede la sua terza vittoria stagionale davanti appunto a Reiter, terzo Yune Koshir, quarto Sicora. Adesso finalmente un bel sorriso sul viso di Alberto, che per un attimo sembrava davvero del tutto impermeabile a qualsiasi emozione, invece la vittoria è un qualche cosa che gli piace ancora e questo è diciamo la cosa che rende più tranquilli sul futuro di Alberto Tomba. Alberto giustamente gode nella vittoria, è un qualche cosa che gli fa un enorme piacere, sono sensazioni difficili da ritrovare nella vita di tutti i giorni, sono sensazioni che ancora lo esaltano.